Sono sempre dell'idea che i pani sporchi si lavano in casa e non sono i media. Il raduno di Pontida rappresenta da sempre un momento molto importante per la Lega, un'occasione fondamentale per tirare le somme e magari guardarsi in faccia fra militanti, eletti ed esponenti di ogni genere per fare il punto della situazione. Qualche giorno fa sul prato di Pontida sono rimasti, nonostante la chiamata sul palco del governatore Luca Zaia, ben 3 assessori regionali. E nei giorni precedenti il termometro politico del partito in Veneto segnava qualcosa di più di una febbriciatola stagionale. Ma Nicola Finco, vicepresidente del Consiglio Veneto, richiama tutti a una maggiore responsabilità e a fare più attenzione e a lavare appunto i panni sporchi in casa. Oggi un militante ha il dovere di rispettare anche quella che è la linea di un segretario, no? Il segretario viene eletto dai militanti, detta la linea e finché c'è quel segretario la linea va rispettata. Poi vediamo che oggi sono tutti liberi pensatori e tutti hanno la strategia migliore per risolvere i problemi. Sta di fatto che oggi è un partito che è cresciuto sostanzialmente su tutto il territorio nazionale. Il Veneto comunque negli ultimi anni ha portato a casa moltissimi amministratori, quindi penso che qualcuno prima di lavarsi la bocca dovrebbe portare rispetto per quel partito che gli ha dato tanto, l'ha fatto crescere, ma soprattutto gli ha dato anche l'opportunità di governare un ente locale. Gli impegni elettorali incombono, c'è un vicino di casa, anzi un coinquilino di governo, come Fratelli d'Italia che sgomita per avere spazi, sindaci e magari qualcosa di più. Fra pochi mesi ci sarà la grande campagna per le elezioni amministrative, solamente in provincia di Vicenza abbiamo quasi 80 comuni che andranno al voto, abbiamo la campagna elettorale per le europee alle porte e sicuramente siamo in concorrenza, no, con un partito che è un alleato di governo, ma noi ovviamente abbiamo una linea diversa in quanto noi siamo per un paese con un stampo, con una, diciamo, una struttura di tipo federalista, loro sono nazionalisti e centralisti romanocentrici, noi siamo altra cosa, quindi sicuramente noi faremo la nostra campagna che sarà basata soprattutto sulla qualità degli amministratori a livello locale, sulla buona amministrazione, ma soprattutto a livello europeo, su fare fronte comune con gli altri partiti a livello comunitario che contrastano questa impostazione di Europa, un'Europa sempre più legata ai sistemi fiscali e sempre più lontana dalla gente e dal mondo delle imprese.